Eccoci qui, salve a tutti, ben ritrovati a Di Arte. Io sono ancora in compagnia del nostro caro fotografo Andrea Ferrari, che vado subito a salutare. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, ieri ti abbiamo un po' conosciuto, abbiamo un po' accennato alle tecniche, al fatto che tu sei restio nei confronti della fotografia digitale e pratichi ancora la fotografia così come veniva praticata, diciamo, prima dell'avvento del digitale, e che secondo te dà molto più valore al prodotto fotografico vero e proprio. Ancora prima di parlare delle altre tecniche, perché suppongo ci sia tantissimo da dire riguardo a questo, vorrei però imparare a conoscere, a scoprire insieme al nostro pubblico qual è stato il contesto in cui ti sei formato, la tua, insieme a qualche accenno biografico, è chiaro, e relativamente al fatto a come ti sei approcciato alla fotografia. Allora, tu sei nato a Modena? Sì, io sono nato a Modena nel 1980, quindi ormai nel millennio scorso. No, io ho iniziato a fare fotografie quando avevo 21 anni, quindi nel 85, quindi sono ormai 14 anni. Mi sono approcciato alla fotografia perché vidi... Adesso non ancora prima, che studi hai fatto? Ah beh no, io sì, ho fatto studio istituto tecnico industriale a Modena, ho fatto fisica, quindi fisica e chimica proprio completamente al di fuori di quello che... Che bambino eri da piccolo? Oddio. Vivace? Ah beh sì, ovvio, cioè quello sempre, quello sempre, sì, ero molto vivace. Tu mi hai detto, io ho cominciato a sviluppare uno spirito underground già da quando ero piccolo, no, vabbè, ho cominciato a defilarmi rispetto alle tendenze sì, beh, ho e alle mode giovanili. Quindi già alle medie ho iniziato già a ascoltare comunque heavy metal a quei tempi, forse per una questione di, non voglio dire ribellione interna o altro, che sono forse cose un po' eccessive. No, semplicemente forse la voglia di andare un po' oltre quello che è, diciamo, quello che tutti vedono. Quindi mi sono approcciato, quello grazie anche a un mio ex compagno di classe che mi ha un po', che lui già a quei tempi fu bocciato in seconda media e venne in classe con me. Lui ascoltava già, comunque perché frequentava già un bar con delle persone un pochino più grandi che ascoltavano quella musica, quindi si era approcciato un pochino prima e quindi un po' grazie a lui, diciamo, ho iniziato ad ascoltare quindi i primi Iron Maiden, eccetera, La tua eccetera. prima vera passione poi alla fine è stata la musica. Sì, sì, sì. Che poi riprenderai nel tuo percorso fotografico, coniugando insieme queste due grandi passioni che ti hanno un po' guidato nella tua carriera artistica, però ecco, la musica è stata sempre per te importante. Sì, comunque è stato il mio primo interesse fondamentalmente dal punto di vista artistico. Poi non ho mai suonato perché purtroppo non ho pazienza, quindi non ho la pazienza di stare lì a imparare a suonare uno strumento. Sempre con questo mio amico... Beh, hai avuto la pazienza di stare lì a imparare lo strumento fotografico. Sì, però perché riuscivo quasi subito comunque ad avere un riscontro. Purtroppo la mia necessità è quella di fare un qualcosa, avere, non dico nell'immediato, ma comunque nel breve tempo diciamo, un riscontro. E invece diciamo, con la chitarra, il mio amico suonava la chitarra, quindi ho provato un po' anch'io, ma purtroppo vedevo che non avevo pazienza, forse anche perché non avevo tutta questa passione che, diciamo, serve per poi approcciarsi seriamente a uno strumento musicale. Suonavo insieme con questo mio amico, suonavo i bonghi, quindi facevamo un po' di bossa nova insieme, lui faceva con la chitarra, gli stavo un po' dietro insomma con dei bonghi, ma roba comunque di poco conto, una cosa giusta da fare così intanto in estate. Un gruppo d'amici. Sì, ma una roba veramente senza grande importanza fondamentalmente. Poi anche perché fondamentalmente mi piacerebbe... Non ho mai avuto anche la pazienza perché a me sarebbe sempre piaciuto insomma, suonare quello che mi piaceva ascoltare, quindi musiche che non sono così immediate, dirette da suonare. Prima, ovviamente, quando impari a suonare la chitarra devi sempre farti i primi, diciamo, non so, Cocciante, i primi tipo Battisti, che sono un pochino più
tra virgolette semplici, no? Però che comunque sono quelli un po' più Invece da il tuo spiaggia. scopo era suonare per riprodurre, sì, diciamo... poi essendomi comunque appassionato subito anche al progressive anni 70, quindi alla roba tipo gli Yes, King Crimson, sono quelle cose che sono, diciamo, irrealizzabili da uno, diciamo, alle prime armi, perché sono tecnicamente complessissimi, quindi... E comunque anche nei gusti musicali dimostravi quella, diciamo, tra virgolette, emarginazione che dicevamo, Sì, nel senso... sì, diciamo che non ho mai troppo seguito quello che, diciamo, veniva suonato per radio, comunque, insomma, che era più, diciamo, alla portata insomma di tutti, ma ho sempre cercato di andare un po' oltre. Poi ho comunque sempre cercato di avere un po' cognizione di causa, quindi cioè, ho sempre comunque fatto un excursus globale, quindi ho ascoltato comunque di tutto, cioè dall'heavy metal al punk, alla new wave, quindi al dark, al progressive anni 70, anni 80, quindi tornando anche un po' sui Rush così. Poi nel 99, questo qua che stavo già ascoltando da un po' da almeno insomma, due anni del progressive, quindi roba tipo più complessa tecnicamente, sì. sono passato poi al jazz, quindi lì mi sono innamorato subito del free jazz, quindi ho ascoltato, comprai un CD che fu in un negozio che adesso non c'è più a Modena, era Free Jazz di Ornette Coleman. Quindi è una canzone che dura, se non mi ricordo male, più o meno una quarantina di minuti, completamente suonata in puro stile free jazz. Quindi mi innamorai, cioè, all'inizio sembrava più cacofonia, no? Sì. Piuttosto che musica, però mi sono innamorato perché già abituato ai controtempi, queste cose qua, mi sono appassionato quindi del jazz e quindi poi da lì ho iniziato a comprare i vinili, poi quindi mi sono iniziato ad ascoltare anche lì un po' lo swing anni 30, poi sempre stando più in ambito di free jazz. Data la tua così forte passione per la musica, tu non abbia poi alla fine scelto di indagare più teoricamente, più da vicino, con degli studi, adesso io non so, il mondo della musica. È stata sempre una passione praticata in quanto tale, basta. Sì, poi per il discorso un po' che facevamo ieri, è una passione tutelata da questo. Sì. Quanto in realtà la tua grande cultura, perché è innegabile sicuramente, la tua grande cultura musicale ha influito nelle tue opere fotografiche, poi quanto c'è di questo background Ma forse culturale? c'è la voglia di scoprire, cioè con la fotografia cerco sempre, quindi non è che ci riesca, ma Certo, cerco ovviamente, quello... di comunque andare oltre quello che è l'immagine, cerco sempre di creare qualcosa che abbia un significato che vada al di fuori dell'immagine stessa. Quindi, e questo quanto ha a che vedere, ripeto, con la tua con la musica? Sì. Beh, perché comunque ho sempre cercato di scavare all'interno, cioè ho sempre cercato non fermarti al testo, di non fermarmi al testo, e tra comunque virgolette, all'impatto sonoro, perché ci sono alcuni generi musicali che hanno un impatto sonoro estremamente violento. certo, al testo musicale, al testo... Che comunque, se vuoi, sono un po' il freno per la maggior parte delle persone, però insomma andando a scoprire, andando a ricercare all'interno, magari anche informandosi su chi è il gruppo, su il contesto nel quale vivono, eccetera, eccetera, si riescono a capire molte cose, si riesce anche a scoprire delle cose che magari subito di primo acchito, quando ascolti la musica, non ascolti. No, perché tu mi dicevi prima esiste un pregiudizio, così come nella musica, come nelle varie correnti artistiche, come in tutto fondamentalmente, ma adesso qui stiamo parlando di arte e ci fermiamo al discorso artistico, altrimenti non basterebbe una giornata. Ci sono dei pregiudizi in relazione a questi movimenti, a questi correnti, a queste correnti musicali che le etichettano come per esempio l'heavy metal, come musica satanista, sì, e basta. In poi realtà alcuni gruppi effettivamente insomma, lo sono, ma certo, sono una piccola parte rispetto a tutto quello che certo, è una scena che è molto più complessa, molto più vasta e che ha delle basi, sembra strano, ma culturali. certo, comunque, ha una certo, cultura ovviamente. dietro, cioè, poi
che alcune culture siano un po' particolari, però insomma questo è perché il mondo è bello, perché è vario, certo. fondamentale anche per quello. No? Allora, chiusa questa parentesi che poi riapriremo parlando di uno dei libri che tu hai prodotto con la tua casa editrice, chiusa questa parentesi, utile comunque capire un po' chi è Andrea Ferrari e come cresce. Come ti sei approcciato alla fotografia? Come hai scoperto la fotografia? Beh, allora, io mi sono approcciato nel momento in cui ho visto, vidi delle fotografie di una piccola cascata, di un ruscello fatte in posa B. Ovvero? Fatte in posa B cosa vuol dire? Con un Ricordo tempo sempre di comunque, perché non tutti, con ovviamente. un tempo di esposizione molto più lungo. E quindi vidi che l'acqua era diventata luce, cioè era un fascio, come se fosse un fascio diciamo, per magari, insomma, chi ci segue, magari un fascio di fibre ottiche. Perché nel ecco. tempo di esposizione lungo entra una... Si creano degli effetti molto, molto belli. Ora ho visto quella video, proprio questa foto, mi impressionai un po' perché era la prima volta che vedevo una foto di quel tipo. A me ma perché anch'io non ci provo? E allora era il 2001, da quella volta lì ho iniziato. Qual è piano stata la piano. prima cosa che tu hai fotografato? Ma la natura. Andavo, dopo che avevo preso questa Pentax. Non te lo ricordi proprio il soggetto? No, cioè il soggetto no, non me lo ricordo, mi ricordo che comunque giravo, era la natura. Hai iniziato con i paesaggi? Iniziavo con la natura, andavo in giro quindi partivo in bicicletta, andavo vicino a casa mia, quindi vicino al torrente Tiepido che c'è lì a Modena, e facevo queste prove, provavo, non so, tipo sempre con l'utilizzo della mia penna, del mio, insomma, a variare i valori per blocchetto, ottenere? perché, non so, tipo per far diventare tipo l'acqua nera, per esempio, anche se non era nera, quindi fare questo gioco di luci per cercare di capire come fare. Quindi ho proprio sperimentato questo in tanti modi diversi, e poi da lì, quindi prima la natura, e questo che è oggi, una cosa che mi piace sempre scusami tanto. se ti interrompo, tu dicevi, volevo vedere in realtà come cambiava, utilizzando il mezzo fotografico, come cambiava di forma e di colore il soggetto che io fotografavo. Sì. Questo oggi lo si fa con la post-produzione fondamentalmente, con l'uso di Photoshop, di programmi adeguati che modificano in forma e colore appunto i soggetti. Sì. Tu invece lo facevi preventivamente. Cioè io ho sempre cercato di utilizzare la luce naturale per fare questo, perché comunque tutto questo è possibile, cioè è possibile creare delle sfumature, avere degli effetti che non sono falsi, ma semplicemente se per esempio vogliamo far diventare l'acqua nera di un fiume che non è nera, certo, basta semplicemente tenere un'esposizione che è giusta per l'ambiente, ma magari, visto che questo punto magari tipo di ruscello è in ombra, magari è semplicemente sottoesposto e quindi diventa automaticamente, quindi è una banalità fondamentalmente, certo, no? Però già mi piace di più, perché comunque vedo in quel caso di cosa sono capace io in un'azione manuale e naturale, certo, soprattutto. Quindi... Tutto ciò che tu sai, Andrea, tutte le tecniche che hai sperimentato, che utilizzi oggi nel tuo lavoro, sono frutto di una pratica, di una pratica sì, abitudinaria e quotidiana che fai tutt'oggi, sì, perché non hai mai di fatto studiato. Sì, ho fatto fisica, quindi... Non hai mai fatto... Assolutamente... Hai mai fatto un corso di fotografia? No, non ho mai fatto, ma inizialmente ascoltavo le persone, cioè... ascoltavo le persone che fotografavano, che avevano già più esperienza di me, quindi in base alle loro indicazioni e adattandole al mio modo di vedere e alle mie prove, quindi capivo come fare per avere una cosa. Cioè, certo, ovviamente mi hanno spiegato che se tengo l'otturatore chiuso al massimo a un tempo lungo con una pellicola, diciamo, molto sensibile, riesco a avere che un lampione diventa un sole.
cose che adesso tutti fanno con Photoshop. Quindi tu dici, dai maestri di punti di riferimento ho preso la teoria, io invece con le mie mani ho sperimentato la mia pratica. Io su questo chiudo e ti saluto, domani continueremo a parlare di formazione, di tecnica. Vi raccomando, seguiteci domani sempre con di arte, sempre con Andrea Ferrari. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao, grazie.